Bene, eccoci insieme anche oggi. Ci sono trasmissioni che ci stanno, diciamo, più a puntino di altre nel sottotitolo di questa rubrica, tutto ciò che fa Nord-Est. Il tema di oggi ci sta giusto giusto. Parliamo infatti del report sul territorio clodiense e lo facciamo con Serafino Pitingaro, che è il responsabile dell'area studi del Union Camere del Veneto. Union Camere è la realtà che congloba le camere di commercio presenti nella regione. Allora, lo studio è stato fatto per fine anno, quindi insomma a conclusione del 2015, e la prima domanda è questa. Allora, il territorio clodiense comprende 3 comuni, Chioggia, Cavarzere e Cona. Chioggia fa da capofila, ma Cavarzere e Cona lo accettano? Allora, dai dati emerge che c'è una sorta di, cioè non c'è, come dire, una fratellanza, come dire, condivisa, diciamo, tra questi comuni. Chioggia rappresenta un po' la punta di diamante di questo territorio e gli altri 2 comuni sono un po' a traino, insomma, anche perché non hanno una peculiarità, come dire, sotto il profilo economico come ce l'ha in effetti Chioggia, insomma, ecco. Chioggia sappiamo bene che ha 2 come dire, 2 fattori trainanti della propria economia, che sono da un lato la pesca, quindi il mercato ittico, dall'altro il turismo di sottomarina. Ecco. E anche l'agricoltura ci metterei, insomma. E in parte poi, insomma, poi tutto quello che riguarda i prodotti agricoli, agroalimentari. Insomma. Cona e Cavarzere, diciamo, che sono un po' il retroterra di Chioggia, hanno sviluppato prevalentemente un'attività di tipo agroalimentare e possiamo anche dire che l'attività di trasformazione è poco diffusa in questi territori. Quello che si è tentato di fare attraverso questo studio, questo rapporto curato per la Fondazione Clodiense, è quello di capire come queste aree geografiche, questi territori possono, una volta create le condizioni di integrazione, possono creare sviluppo e benessere per la collettività e per la comunità che ci abita. Adesso arriviamo ai dati economici. Sì. Ancora una domanda invece sull'aspetto sociale, perché sì. Questo territorio è un po' un enclave. È più attratto dal rapporto con Venezia, che storicamente l'ho avuto con Chioggia. In realtà il comune di Venezia, diciamo, in termini chilometrici, è anche prospicente il comune di Chioggia, però sono anche, soprattutto Cavarzere e Cona, molto vicini a Padova. Dopodiché c'è anche l'attrazione in qualche maniera di Rovigo, che è la parte meridionale della regione. Ecco, vivono a sé stante oppure guardano a uno di questi 3 poli, Venezia, Padova e Rovigo? No, allora diciamo che dall'idea che ci siamo fatti attraverso il rapporto vivono una realtà un po' a sé stante, ecco. È una realtà dove però emerge chiaramente che Chioggia non ha un'attrazione, non è un elemento che polarizza i territori. Molto spesso la popolazione che abita e lavora nei comuni di Cavarzere e Cona rientra in un bacino che è più legato o a Piove di Sacco da un lato o ad Adria dall'altro, e quindi Chioggia fa un po' fatica a trainare questi comuni, soprattutto perché la popolazione per motivi di assistenza sanitaria, per motivi di istruzione, formazione scolastica e quant'altro si rivolge prevalentemente verso come dire, il retroterra piuttosto che verso il mare, insomma, ecco. Lei prima parlava della necessità anche dell'obiettivo di riuscire a fare squadra, insomma, fra questi 3 comuni. Però se i veneti sono individualisti per definizione, insomma, se uno vuole vedere la quintessenza pensa al chioggiotto, cioè ognuno per sé. È ancora vera questa immagine? Allora, diciamo di sì. Noi abbiamo potuto verificare come ancora non c'è integrazione tra questi territori. Chioggia rimane appunto un polo a sé stante, fa un po' da, come dire, un territorio che ha una sua peculiarità, una sua economia trainante e questi territori che non riescono ma questo dipende molto un po' anche da, come dire, dalle reti di relazioni che
si possono creare tra questi territori. E quindi, diciamo, come diceva lei, se questo è vero per il Veneto, è ancora più vero per Chioggia, per Cavarzere e Cona, però questo diventa però un passaggio obbligato, cioè se vogliamo che questo territorio torni ad essere nevralgico rispetto al resto della regione, è necessario fare questo percorso, un percorso di integrazione, creando delle sinergie tra i settori che dominano in questi territori, vale a dire quindi il turismo, la pesca, l'agricoltura, l'agroalimentare, i prodotti di nicchia, e cercare di come dire, creare una sorta di piccolo distretto, insomma, come dire, che possa consentire di superare gli individualismi e arrivare poi a presentarsi in maniera unitaria quando è il momento soprattutto di come dire, presentarsi all'esterno, insomma, in qualche modo presentare la propria immagine ai turisti, ad esempio, stranieri, che in questi anni di crisi economica hanno bilanciato in maniera molto accentuata quello che è stato il calo dei turisti italiani. E qui veniamo un po' al tema del turismo che, secondo me, per Chioggia è assolutamente centrale. Sì, il turismo è centrale per Chioggia, cosa è centrale per gli altri due comuni? Tanto per arrivare a quali sono gli asset positivi di questo territorio e quali invece le zavorre? Ecco. Una mi pare l'abbiamo già individuata. Sì, allora sicuramente l'individualismo eccessivo. Questo c'è un individualismo fortissimo e anche il fatto che Chioggia, Cavarzere e Cona hanno una posizione anche decentrata rispetto e anche penalizzata rispetto a quelli che sono gli assi e le infrastrutture principali della nostra regione. Come dire, tutto, diciamo, passa attraverso investimenti in infrastrutture. Dove ci sono le infrastrutture c'è sviluppo economico, c'è flusso, interscambio di merci, interscambio di persone, quindi flussi di turisti, e quindi dove non ci sono infrastrutture o le infrastrutture sono carenti, come nel caso appunto di Chioggia, si verifica, diciamo, una sorta di come dire, precarietà, insomma, nell'economia. Di fatto, perché la lontananza dei grandi centri, se vista, insomma, con la logica del bicchiere mezzo pieno, potrebbe essere anche baricentrica. Vengono in mente altri due esempi che sono Verona e Mantova, dove però giustamente le infrastrutture, quadrante Europa a Verona, perfino l'asse fluviale che porta fino a Mantova, hanno sviluppato questi centri come una sorta di hub per l'economia del territorio, cosa che invece a Chioggia evidentemente non è. Diciamo che questo è un territorio che possiamo dire in trasformazione. Lo vediamo guardando soprattutto i dati sulla popolazione residente, per esempio. Questa area ha avuto un calo demografico molto importante, soprattutto per un aumento di decessi rispetto appunto al numero delle nascite ed è stato solo parzialmente compensato dal flusso di turisti stranieri che in qualche modo in questi nel periodo considerato, noi abbiamo considerato il periodo tra il 2008 e il 2014, hanno in qualche modo arginato come dire, questa emorragia demografica che si è verificata in questo territorio e a questo punto ci siamo chiesti quali sono le ragioni che hanno portato a questo. Cioè, per la verità, insomma, dove i giovani non vedono uno sbocco occupazionale, uno sbocco imprenditoriale, spesso prendono la via di altri centri, altre aree che sono più sviluppate, più industrializzate, per non dire diciamo altri poli all'estero, insomma, ecco. E questo è un elemento fondamentale, cioè quando si parla di sviluppo di un territorio bisognerebbe prima preoccuparsi di quello che è lo sviluppo demografico, cioè se non ci si pone nella condizione di mettere come priorità lo sviluppo demografico e quindi il fatto di attrarre residenti, quindi senza questo passaggio
difficilmente si riesce poi a creare le condizioni per uno sviluppo economico che possa essere effettivamente poi beneficio per i cittadini di queste aree. Ecco, ma la conclusione del suo ragionamento sarebbe quella di dire manca l'industria. In effetti, ad esempio, per quanto riguarda il settore agricolo, manca l'industria di trasformazione. Però è anche vero che in questo momento è la Campania che sta vivendo un momento di attrattività rispetto alle giovani generazioni. Ma questo ha bisogno di investimenti. Va bene, la Campania sta tornando, come dire, tra virgolette, di moda, come dire, però naturalmente qui abbiamo bisogno di professionalità, quindi abbiamo bisogno di giovani che siano in qualche modo innamorati, no? O comunque che abbiano passione per il territorio, per la terra, per i prodotti agricoli, per l'enogastronomia, insomma. E questo sicuramente è uno degli elementi sui quali potrebbe ripartire questa area che come dire, necessita di una particolare attenzione, soprattutto da parte degli amministratori locali che si sono posti nella condizione di capire da dove si arriva, dove si vuole andare e quindi insomma questo rapporto che abbiamo realizzato per la Fondazione Clodiense rappresenta più che un punto di arrivo, un punto di partenza e contiene degli spunti interessanti anche per le amministrazioni che la prossima primavera andranno al voto. Grazie a Serafino Pitingaro, che ricordo essere il responsabile dell'area studi e ricerche di Union Camere del Veneto, Union Camere che ha realizzato per conto della Fondazione Clodiense questo report sui 3 comuni citati, Chioggia, Cavarzere e Cona. Come tutti i report sono analisi che servono appunto poi per prendere le decisioni politiche, o almeno così dovrebbe essere. Speriamo. Grazie, alla prossima. Grazie.